La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Lo dice l'articolo 52 della Costituzione. Negli anni le norme votate dal Parlamento hanno sospeso la NAIA e il servizio civile obbligatori che non esistono più dal 2005 come li hanno conosciuti tante generazioni di italiani. In seguito sono arrivate altre riforme dell'ordinamento militare, del reclutamento e dei ruoli delle forze armate. Ora la reintroduzione della leva volontaria in Francia e un disegno di legge del ministro Crosetto riapre il dibattito sulla formazione di un contingente dell'esercito adeguatamente preparato alle nuove sfide. Sentendo le associazioni che sono molto forti come l'ANA eccetera, che avevano provato a introdurre la mini leva, un qualcosa per rendere i cittadini coscienti anche dei rischi che ci sono, qualcosa bisogna fare. Poi il come, il perché, con quali risorse è una cosa che si aprirà un dibattito nel Paese. La ferma volontaria nell'esercito già esiste, ma come sostiene da tempo anche l'Associazione Nazionale Alpini, serve un passo in più che coinvolga i giovani. Un concetto di disponibilità, ma anche di formazione e di preparazione, sia dal punto di vista di educazione civica, ma anche di formazione vera per poter poi intervenire e essere preparato in tutte quelle che possono essere le attività anche di protezione civile. Per cui uno può scegliere di farla a un certo punto con anche una valenza militare, cioè quindi essere anche a servizio delle forze professionali militari, può anche avere una valenza solo civile. Secondo quanto annunciato dal ministro Crosetto, il nuovo contingente di 10.000 unità dovrebbe servire solo per aiuto nelle calamità naturali e a supporto tecnico e logistico dei militari presenti nei teatri operativi, sempre nel rispetto della Costituzione che obbliga a difendere la patria, ma anche ripudia la guerra per risolvere le controversie internazionali. Una naia, una leva non è per andare a combattere contro qualcuno, ma è per difendere il nostro territorio e la nostra gente contro qualcosa, contro qualcuno che invece vuole venire a offendere. Questa è la verità.